Allora, benvenuti in questa nuova live. In compagnia del maestro Cleo qui presente. Pronto? Pronto? Sì. Sì, buon pomeriggio, Buon sono pomeriggio. Massimo. Dimmi Massimo. Salve, buon pomeriggio. Senta, volevo avere una consulenza per sapere su un investimento che mi hanno fatto fare in banca. Fammi capire. Volevo sapere come andava, perché per il momento mi sembra un po' così, se No, vai... non ho capito che hai combinato, fammi capire. No, mi hanno fatto fare un investimento in banca, dei risparmi che c'avevo. Sì. Però sto vedendo le cose, pure il periodo magari un po' così strano e è in perdita adesso. Volevo sapere se potevo recuperare, ecco, le perdite per il momento. Carissimo amico mio, io non sono un economista, ti posso dire se hai fatto bene o hai fatto male. Io personalmente preferisco tenerli sotto le mattonelle e poi mai dare il mio denaro in mano a un essere umano, perché io personalmente non credo negli umanoidi. Quanti anni c'hai? Quanti anni tieni? Che segno sei? Quasi 56 bilancio. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Ok. Le carte mi danno delusione e malafede. Quindi occhio e guardati bene i fatti tuoi. Capito? Perché mi danno delusione per te e malafede di persone intorno. Quindi guardati bene i fatti tuoi. Va bene. Arrivederci. Grazie. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Salutiamo tutti gli amici di YouTube. Allora, voi che state a scrivere le date di nascita nei commenti, questa non è una live a pane e puparuoli, non è una live di pane e mortadella, né scrivere commenti, la data di nascita, nai, col dito andate avanti, ci sono tanti cartali che lo fanno, qui solo telefonicamente, chiamando al numero che vedete nei commenti che il nostro moderatore sta mettendo ogni volta, ok? Quindi è inutile che scrivete nei commenti la data di nascita, voglio sapere. Non è una live dove ci mettiamo a spassare le persone, dove ci mettiamo a perdere tempo con persone che vogliono sapere se mi ama, non mi ama, gna. Questa è una live solo per persone serie che capiscono l'importanza di questa live. Persone adulte, ragazzine, andate a giocare con le bamboline. Ok? Lo dico in ogni mia live. Mi penso, non mi penso, hai ragione Ciccio. Ai. Che perdita di tempo. Pronto? Pronto, mi senti? Sì che la sento, prego. Non la sento più. Che ha fatto? Vorrei sapere sull'amore. Sì. Buonasera l'amica Cristina. Ciao Cristina, buonasera. Allora, quanti anni c'hai? Che segno sei? 18 anni e sono leone.
Per il tuo compagno? No, sono single. Ah, se trovi la persona adatta, va bene? Sì. Fermami quando vuoi. Cosa? Fermami quando lo desideri. Ok. Basta. Perfetto. Un attimo solo. Sì. No, avrai felicità sentimentalmente. Il cammino è libero e pulito e vedo un progetto amoroso che andrà a realizzarsi. Verrà proprio poi? Sì, tranquilla. Va bene, ok. Auguroni, Grazie arrivederci. di tutto. Prego, Ciao. prego. Salutiamo tutte le persone che ieri mi hanno contattato in privato. Ripeto, questa è una live per coloro che credono nel mio operato. Non dovete fare altro di telefonare al numero che vedete in live. Pronto? Sì, pronto, salve. Salve lei, prego. Volevo fare una domanda. Senta, la prima cosa mi deve abbassare il volume del telefonino, se no non possiamo comunicare, grazie. Sì. Fatta. Mi dica. Ah, ma non è in diretta allora? Allora, io sto in live, siamo in diretta, perché qual è il problema? No, perché la sto guardando, però... Sta guardando qualche replica, probabilmente sta telefonando a me. Se lei va sul mio... Ah, ok, va bene. Se vai sul mio profilo, siamo in live adesso. Ah, ok, mi scusi allora. Prego. Volevo fare una domanda. Io sono in procinto di trasferirmi Sì, in un'altra regione. sì, Volevo sapere se andrà tutto bene. sicuramente. Andiamo a verificare. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Sono cancro e... che cosa mi ha chiesto? Segno zodiacale? Cancro. Anni? Sono del 69. Fermami quando vuoi, grazie. Basta. Allora, mi scrive un commento: come bisogna fare per chiamare. Questo qui si chiama telefono, questo si chiama telefono, mettere vicino all'orecchio, premere il pulsante col numero, quello lì che vedo nei commenti, io dico pronto e tu di là dici pronto e comunichiamo. Che domanda, oddio. C'è un numero di telefono nei commenti che ogni tanto accompare, vedete? Come bisogna fare per telefonare. Boh. Sì, vedo trionfo, vittoria, ecco qua, ti faccio vedere, poi magari vai su YouTube al mio canale Il Maestro Cleo e vai a vedere la replica del tuo consulto, lo dico sempre a tutti. Ecco qua, la carta della vittoria, la carta del trionfo e mi esce addirittura la carta del sole uscente che sta a indicare appunto successo. Oh, grazie, bellissimo. Capito? Quindi non ti preoccupare, avrai un bel cammino, una nuova vita, Ugo.
Grazie mille, buona giornata. Arrivederci. Ciao. Allora, fate tap tap per aumentare il numerino dei cuoricini. Allora, io voglio dire una cosa, un attimo in linea, grazie. Sì. Io volevo dire una cosa molto importante a tutti voi che mi seguite. In questa live, come vedete, io non vi chiedo donazioni. Chi lo fa tanto per, ma io non chiedo donazioni. In altre live vedete che voi andate a donare monete, donate, pagate, fate. Ok, io qui non vi sto a chiedere niente. Due cose vi sto a chiedere. Di fare tap tap per aumentare i mi piaci e per un'altra cosa che vi sto a chiedere è di condividere questa mia live con i vostri amici. E vedo che non lo fate. Siete una banda di imbecilli perché vi fate prendere per il culo a tutti gli altri cartomanti che ci sono in giro, facendovi pagare, voi pagate. Qua è gratis, vi chiedo solo due cose indispensabili per un piccolo favore che mi fate e non lo fate. Quindi, ripeto, siete una banda di imbecilli. Permettetemi, ma io parlo in faccia, io non nascondo niente a nessuno. Pronto? Sì, pronto. Allora. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, prego. Io sono Giusy, la chiamo perché essendo che a livello, non lo so, a livello di salute, se mi riprenderò presto per la salute io non sono un medico, non faccio consulti per quanto riguarda la salute. Allora posso sapere riguardo a me e Cledi? Riguardo a te? E Cledi, il mio compagno. Sì, quanti anni c'hai? Che segno sei? Io ho 20 anni, segno Vergine. Lui 19, gemelli. Quindi vuoi sapere se questa storia avrà continuità? Sì. Perfetto. Ci sarà tradimento, ma cosa vedi tu? Vediamo. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. No, io vedo un rapporto libero, non vedo preoccupazioni gravi. Ok, caratterialmente c'è un po' un abisso tra te e lui, c'è un po' di ansia in questo rapporto, con piccole discussioni, ma dovuto al vostro carattere che non corrisponde col tuo. E tutto questo porta a dei disguidi, tutto qua. Ma non c'è niente di grave. Ok. Auguroni. Auguroni, dico. Va bene, grazie. Arrivederci. Grazie. Ciao Emma Sceri. Ciao Emma, buon pomeriggio. Emma che ci segue da YouTube. Fate domande sensate, fate domande intelligenti. Pronto? Sì, alzi la voce. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Nulla, io sono stata da poco lasciata e volevo sapere se ritorneremo insieme. Se tornerete insieme. Quanti anni tieni? Che segno sei? Grazie. Ho 41 anni e sono dello Scorpione. E lui? Lui è un Vergine, ha 49 anni. Da quando vi siete allontanati? Da circa 20 giorni. Vediamo. Fermami quando vuoi, grazie. Basta? Ok, vediamo.
No, ci sarà il ritorno, Gioia. Sì? Le carte mi danno il ritorno, vedi la carta Sì. del trionfo, Sì. la carta della fortuna, solo che questa persona si fa molto influenzare dalle amicizie. Hai detto bene perché so per certo che è così. Lo so perché io leggo le carte. Come so per certo che i sentimenti ci sono e quindi... Tornerà. Ok, va bene. Auguri. La ringrazio tantissimo. Prego. Io do risposte quello che mi dicono le carte. Non mi piace bla bla parlare a vuoto, torno. Io non devo convincervi a niente, siete voi che dovete chiamare a me e non state, quando chiamate a me non parlate con uno qualsiasi, ma con un personaggio del mondo della TV. Pronto? Maestro, buongiorno, sono Cristina, anzi Margherita Cristina. Ciao. Volevo chiederle un'informazione, sono stata assunta finalmente Auguri. in un supermercato, il Carrefour, in un paese un po' distante da dove abito. Sì. Ho un po' di ansia perché negli ultimi anni ho un po' di problemi economici, sono sempre stata precaria. Volevo chiederle come andava. Io ho 36 anni. Sei del segno? Ariete. Fermami quando vuoi. Adesso. Perfetto. Andiamo a verificare. C'ho un'ansia. Devi essere positiva. È una prima esperienza come banconista. Devi essere positiva, volere e potere. Non la sento più. No, un attimo, sto leggendo le carte. Già, è vero, ho ragione. Allora. No. Andrà a gonfie vele. Devi tu essere positiva, credere in quel che fai, credere in quello che devi fare. Non vedo assolutamente nessun tipo di problemi. Oh, che bello. Meno male, via. Tutto sta nell'iniziare, allora. Sì, vai avanti. Grazie, maestro. Auguri. Grazie infinite. Stammi bene, ciao. Ciao. Allora, volevo ricordare a tutti voi che questa è una live pulita, dove non vi dicono tieni una fattura, tieni in malocchio, t'hanno fatto questo, t'hanno fatto quello per fregarvi. Qua, come vedete, si parla seriamente, professionalmente, pulito, con la massima trasparenza. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera a lei, prego. Vorrei sapere come molto il mio compagno. Sicuramente. Quanti anni tieni? 48. Del segno? Scorpione. E il tuo compagno? Il mio compagno Acquario. Quanti anni c'ha? 41. Allora, la domanda che fai alle carte qual è? Se lui ritorna con me. Se ci sa, da quanto tempo è andato via? Un mese. Fermami quando vuoi. Ok, basta. Allora, mi esce le carte delle stelle, della ruota della fortuna, ciò vuol dire che ci sarà un ritorno. Auguri.
Ah, grazie. Prego. Grazie. Auguri. Arrivederci. Arrivederci. Allora, vediamo. Vi ricordo che il sottoscritto riceve anche da vicino in provincia di Caserta e mi reco a domicilio in tutta Europa. Vediamo chi ci chiama. Buongiorno a te, Gabi, buongiorno. Mi puoi fare le carte? Stiamo qui apposta, Jenny, devi telefonare. Numero di telefono, quello lì che vede nei commenti, solo telefonicamente. Non consulti nei commenti, questi li fanno i cartari. I cartari hanno tempo da perdere, vi fanno i consulti nei commenti. Grazie Nico, qui solo telefonicamente per persone serie, persone adulte, persone che fanno domande sensate, non domande sciocche. Sto qui per seri problemi, per problemi che volete una risposta. Non sono uno che sta qui per prendere follower, perché dei follower a me ne frega un tubo. Ciao Antonella. Quando vedete quei righi con le carte in mano, ragazzi di 19-20 anni, quelli lì stanno lì perché vogliono prendere follower, ma di cartomanzia non ne capiscono un cacchio. Ma io queste cose è inutile che ve lo dico, perché voi siete una banda di ignoranti e quindi chiamate a tutti quelli che vedete con le carte in mano e quindi poi vi confondono le idee, vi impauriscono dicendovi che vi hanno fatto fatture, vi hanno fatto questo, vi hanno fatto quello e vi rovinano psicologicamente. E andate, chiamate, forza, andate avanti, non ci sono problemi. Ah sì, i cartari che parlano in generale in un solo minuto, sì. E vabbè, purtroppo siamo alla frutta. Tanta gente non ha capito che la cartomanzia è una cosa seria, è una cosa molto delicata, perché io vado ad aprire le carte su di voi, sulla vostra persona. E se non so fare una lettura di carte, in quel momento vi sto rovinando energeticamente. È chiaro? Questo è per farvi capire un po', per farvi un po' capire, ma secondo me sto sprecando parole a vuoto. Buon pomeriggio carissimo, appena... Ah, ciao Sergio Zaccarillo, il mio carissimo amico e collega. Un saluto a Paolina, Sergio. Avete capito? La magia è energia. Quindi le stesse energie che servono per una buona lettura di carte. Quando vado ad aprire le carte sulla vostra persona, non si dona niente, qua è tutto gratis. Per donare dovete andare dai cartari che devono comprare il pane. Qui ringraziando il Dio si mangia ancora. Quindi quando io vado ad aprire le carte, maestro, se chiamo mi può rispondere a una domanda su un mio caro defunto? Ma dipende cosa mi vuoi chiedere. Io con i defunti non ci parlo, non sono uno che parla con i defunti.
Già mi viene difficile parlare con i vivi, figurati con i defunti. Dicevo, allora, quando si va a fare una lettura di carte, si vanno ad usare le energie dell'operatore. Quindi le stesse energie vanno messe a disposizione per quello che mi chiama. Quindi io quando apro le carte su una persona sto semplicemente usando delle energie. Se queste io non le so leggere, vi sto solamente rovinando energeticamente. È chiaro il concetto? Quello che voglio farvi capire è che voi fate un'erba e un fascio. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera, prego. Chiamo da Salerno, piacere Daniela. Mi sentite? Pronto? Sì, adesso sì. Chiamo da Salerno, piacere Daniela. Ciao Daniele, buon pomeriggio, ben entrato. Buon pomeriggio anche a lei. Vorrei sapere un po' se potevo fare una domanda per quanto riguarda sulla mia ragazza. Sì. Vorrei sapere un po' se andrà avanti, no? Vediamo, quanti anni tiene Daniele, che segno sei? 15,893, Leone io. Devo darvi anche la data di lei? Sì. 24,04,97. Perfetto. Allora, vogliamo vedere se questo rapporto avrà continuità? Allora, fermami da questo momento quando vuoi, grazie. Vabbè. Perfetto. Allora, Daniele, questo rapporto andrà avanti indubbiamente, però vedo troppo la tua ragazza che sta a sentire un po' troppo gli altri. Capito? Okay. E la posso... A condizionare un po' questo. Esatto, bravo. E quindi questa cosa la porta un po' a confondere le sue idee. Quindi lei ci tiene a me? Sì, te l'ho detto, è un bellissimo rapporto e vedo un bel cammino insieme, quindi auguroni. Va benissimo, la ringrazio maestro. Stammi bene, un abbraccio, ciao. Ciao. Allora, da YouTube Neios dice, ma era femmina o maschio? Cosa? Non ho capito cosa hai scritto, ma era femmina o maschio? Ma chi? Chi? Non ho capito. Ah, la telefonata di prima, ho capito. Era così. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera a lei, prego. Buonasera maestro. Ascolti, io sono Lucia. Sì. Sono nata il 13 agosto del 71 e sono in attesa di sapere se riuscirò ad andare a lavorare fuori dalla mia città, quindi Roma, per un periodo estivo, solamente per fare la stagione. Sì. Volevo sapere se lei vede se insomma mi prenderanno. Vediamo le carte cosa ci rispondono. Gentilmente, allora dimmi l'età e il segno. Sì, ho 50 anni e sono del Leone. Ok. Allora, da questo momento in poi fermami quando lo desideri, grazie. A lei. Va bene, per me No, perfetto. Andiamo a verificare.
Sì, che ti prenderanno, Lucia. Mi prenderanno? Sì, mi esce la carta del carro della fortuna che sta qui, Sì. vicino alla carta della papessa che sta a indicare positività. Ok, tanto questo dovrebbe essere solamente un lavoro stagionale, ovviamente, Sì, è perché chiaro, sto è chiaro. alla ricerca di qualcosa di... ma non esce nulla Vabbè, purtroppo. l'importante, si dice importante è partecipare, poi cose nasce cose. Certo, certo. Va bene, quindi vede insomma la positività in questo. Sicuramente, poi non dimenticarti che io porto fortuna. Grazie, ne ho proprio bisogno, grazie. Io emano positività perché, come vedi, sono me stesso, non sono un personaggio creato o montato. È verissimo, si percepisce. Ok? Va bene, grazie mille. Ciao, ti abbraccio. Grazie. Auguri. Buonasera. Grazie. Allora. Si dice a Napoli, o must svelare do Bangarella. O meglio, il maestro si vede dietro la scrivania. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono Alessio, Dimmi. del 310-2000. Prego. Volevo chiederti se Gaia è la ragazza giusta per me, del 7 luglio 2002. Perfetto. Allora, da questo momento in poi, fermami quando lo desideri. Stop. Perfetto. Sì, io vedo la persona giusta, sincera, anche se ha avuto un passato un po' turbolente, e cerca tanto amore e tanto affetto, quindi non vedo problemi in merito nei tuoi confronti. Può succedere, diciamo, che questa donna possa innamorarsi sempre di più di te. Perfetto, la ringrazio, Auguri. è stato gentilissimo. Prego, arrivederci. Arrivederci. Allora, fate tap, portiamo almeno a 10.000 qui in alto il numerino del mi piace. Buonasera, sono Maria, volevo sapere il lavoro. Ciao Maria, devi telefonare, solo telefonicamente, nai comment. Non accettiamo consulti nei commenti, non abbiamo tempo da perdere. Se volete perdere tempo, andate a farlo altrove. Qui è solo telefonicamente. È una live seria per persone serie. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Maestra. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, io sono nata il 29 maggio del 71, sono gemelli, ho 51 anni e vorrei, siccome ho concluso da poco una storia, vorrei sapere se è definitivamente conclusa o c'è un futuro. Da quando ti sei lasciato con questa persona? Da un mese. Allora, mi dici gentilmente quanti anni tieni, che segno sei, e lui quanti anni ha, che segno è? Allora, io 51, sono dei gemelli e lui è cancro. Anni? È del 78, quindi 44. Perfetto. Quasi 44. Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Sì.
Ok, Perfetto. Senti, allora, tanto per cominciare, le carte dicono che non è la persona adatta a te, perché questa persona ti ha deluso, me lo danno come una persona ipocrita, è una persona che vuole troppo gestire il rapporto, ok, vuole troppo comandare, diciamo, no? infatti, sì. Lo so che è vero. Quindi io ti direi, le carte ti consigliano di cambiare, voltare pagina, quindi Ok, perché se questa persona domani dovessi tornare da te, ti farà ancora una volta soffrire. ok, Tu meriti del meglio. ok. Ok? Grazie, Arrivederci. grazie, buonasera, buonasera. Buonasera. Per le persone che vogliono un consulto in privato riservatamente con me, il costo è di 30 euro. Io sono trasparente e chiaro, non ho niente da nascondere. Ok? Chi vuole un consulto in privato riservatamente con me, dopo questa live, può chiamarmi o mandare un messaggio su WhatsApp con la scritta Cleo, voglio consulte in privato. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera a lei, prego. Ti do la data di nascita? Sì, mi devi dire quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, Bilancia, ho 64 anni, mi chiamo Nicola. Ok, Nicola. Volevo sapere se riuscirò a salvare la mia casa dal pignoramento. Vediamo. Fermami quando vuoi. Stop. Perfetto. Allora, Nicola, ce la potresti pure fare, ma devi velocizzare il tutto. Devi darti da fare per raggiungere un accordo di quello che è successo, ok? Di questo pignoramento. Quindi datti da fare. È una cosa che non ci devi dormire, devi essere super veloce. Ok, grazie. Prego, Grazie. però ci riuscirai, eh? Grazie. Arrivederci, auguri. Arrivederci. Tati, ciao, buon pomeriggio. Tati, tata, salve, pronto? Buonasera, sono Yolanda. Yolanda, Vabbè, nata 6375, sono dei pesci, Gennaro 4473 dell'Ariete. Volevo sapere se c'è un ritorno. da quando vi siete lasciati? Sono 4 mesi e mezzo. Vediamo subito. Per un consulto gratuito si può avere, ma qua è gratis, Gaetano, qua non devi pagare niente, è tutto libero, non si paga, non sono un cartaro come gli altri. A pagamento è solo in privato se mi chiami dopo la live, in questa live è tutto gratis. Boh.
Fermami quando vuoi. Stop. Allora, io vedo un po' di confusione in questo rapporto. Sì. Lui non ragiona con la sua testa, si fa molto influenzare, perché c'è qualcuno che non vuole questo vostro rapporto. Capito? Ho capito. Qualcuno che non vuole che lui sta con te. E quindi ogni talvolta lo cercano di confonderlo con le idee. Quindi non ci sarà un ritorno. Il ritorno è nei suoi pensieri, ma io non lo vedo al momento. Per questo mese qua non se ne parla. Le carte hanno la durata di un mese, per questo mese qua io non vedo un ritorno. Va bene, la ringrazio, è stato molto gentile. Arrivederci. Buona giornata. Allora, linee libere, eccoci qua. C'avete la faccia di zoccole. Veramente c'avete la faccia da zoccole. Se stiamo a scrivere che non accettiamo consulti nei commenti, solo telefonicamente, sta scritto qua. Ma che cacchio scrivete a fare nei commenti le date di nascita e voglio sapere? Ma andate altrove? Pronto? Pronto? Non la sento bene. Boh. Come fate a scrivere? Io non lo so. Le carte durano un mese perché gli astri cambiano ogni mese, la luna cambia ogni mese, quindi come cambiano gli astri cambia la lettura delle carte. Se vogliamo parlare da veri cartomanti, se vogliamo parlare da cartari, allora dureranno. Sì che la sento, pronto? Allora, vorrei sapere amore e lavoro. Allora, mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? 7591 Toro. L'amore, se trovi la ragazza giusta? Sì. Va bene. Carissimo Ciccio, c'hanno la faccia come il piattino di Rotrena. Fermami quando vuoi. Basta. Perfetto. Un saluto all'amico Luca Pucci. Grazie Luca, un abbraccio. Allora, vediamo. Senti, allora, lavoro, momento più fruttuoso, diciamo, più di fortuna, da settembre in poi, capito? Capito. Mentre per l'amore vedo momento propizio già da fine mese. Quindi incontrerai qualcuna, poi è chiaro, dobbiamo vedere poi se ti piace oppure no, vabbè.
però incontrerai questa persona la fine del mese. Capito? La ringrazio. Di niente, arrivederci. Arrivederci. Prego. Carissimi amici, purtroppo vi raccontano tante stronzate. Per voi tutti che andate torno a farvi leggere le carte, non fate altro di farvi rovinare la vita, perché energeticamente vi vanno a bloccare, perché non sanno leggere le carte e vi rovinano, e voi tutto questo non lo sapete. Pronto? Buongiorno, sono Mary. Chiedo scusa, sono una di cui la faccia di zoccolo, ma non mi ero proprio accorta che non bisognava scriverle. Chiedo scusa, No, non avevo proprio guardato. Chiedo sì. scusa. Chiedo scusi a lei per la faccia di zoccola. Va bene, ci perdoniamo a vicenda. Allora, Mi dica. buongiorno, intanto piacere. Io volevo sapere se Alessandro, le devo dare anche la data di nascita. No, preferisco il nome, cioè chiedo scusa, l'anno e il segno zodiacale. Anno 67, 1967, Bilancia. Perfetto. Ok, volevo sapere se ha rinunciato a me oppure torna. Sì, mentre la tua data? La tua età. 77, Acquario. Perfetto, fermami da questo momento in poi quando lo desideri, grazie. Un attimo, pesco. Stop. Perfetto. Grazie. Prego. Allora, andiamo a verificare. Certo che questa persona gliel'hanno fatto un po' di tutti i colori, signora, perché io qua vedo che questa persona l'ha fatto soffrire, vedo difficoltà, lacrime, e vedo una persona che cerca di tornare alla base, perché non è la prima volta che si comporti così. Lei vede se riesce. Sì, scusi. Guarda caso che la cerca solo nei momenti di difficoltà. Quindi questa persona che sta attraversando un periodo un po' particolare, io vedo difficile. Che sì, un periodo difficile, vedo che si farà sentire, si farà ancora una volta avanti. Va bene. Capito, signora? Va bene, grazie mille. Buona giornata e buon lavoro. Arrivederci. Grazie mille, Arrivederci. Grazie mille, arrivederci. Allora, eccoci qua. Pronto? Pronto? Sì? Allora, volevo chiedere una cosa, sono Chiara. Sì. Volevo chiedere, io dovrei laurearmi, però non so se finirà questa laurea ad aprile dell'anno prossimo oppure a novembre di quest'anno. Cioè, tu vorresti sapere se finisce quest'anno o il prossimo anno? Sì, se novembre di quest'anno o aprile dell'anno prossimo. Ah, quindi quando è che tu praticamente ce la farai con lo studio? Sì. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, ho 21 anni e sono Scorpione. Fermami quando vuoi. Ok, fermo. Perfetto.
No, non ce la farai per quest'anno. Ok. Quindi concentrati e cerchi di portare a termine sta cosa perché è importante. Per aprile, quindi. Sì. Va bene, grazie mille. Ciao, arrivederci. Ciao, buon lavoro. Un bacio. Grazie, grazie. Ciao. Allora, buon pomeriggio Mimma. Dominic. Ciao Mimma, buon pomeriggio a te. Pronto? Buonasera, Buonasera, prego. mi chiamo Maria. Sì, Volevo sapere se c'è un ritorno. sicuramente. Mi dici quanti anni tieni? Che segno sei? Io sono 1 maggio 1975, Toro, E a lui? 20 novembre 1965, Scorpione, Da quando è andato via? a 3 anni purtroppo. Vediamo, fermami quando vuoi. Perfetto, Grazie. prego. Sta vicino a un'altra donna, signora, lei lo sa? Sì, è sposato. Ecco, perché sta qua, vi faccio vedere la carta della coppia, eccola qua, ed non vedo un ritorno perché questa persona è una persona, qua me la dà come una persona di malafede, quindi non è sincera, o meglio, non è stato sincero nei suoi riguardi. Capito? Sì, neanche un chiarimento, niente. No, è proprio una persona, gli ho detto, non dà sicurezza. Va bene. Per consulto privato posso scrivere su questo numero di telefono? Sicuramente, signora, questo è il mio numero anche del privato. Ok, perfetto, grazie. Buon Arrivederci. fine settimana. Va bene, Grazie. arrivederci. Allora, che dice Giovi? Maestro, una curiosità per essere così bravo nel tempo libero, studia. Allora, a studiare no, ho finito da un pezzo, però immagini che sono 40, dal 1979 a oggi sono oltre 40 anni, quindi è l'esperienza che ti porta alla bravura ed essere acculturato su delle cose. Poi attenzione, io sono un ricercatore delle scienze esoteriche, quindi non mi fermo, sono sempre in continua ricerca di antichi rituali, di storie che sono esistite tanti anni fa, come le streghe di Benevento. Mi sono fatto una cultura, mi sono recato sul posto dove le streghe di Benevento andavano a fare rituali intorno all'albero di noce, che si trovava quest'albero di noci nei pressi del fiume Sabato a Benevento. Pronto? Sì, pronto? Pronto, scusate, buonasera. Vorrei sapere qualcosa? Devo fare una causa a luglio. Sì. E vorrei, se è possibile, vorrei salutare una persona che sta fuori e vi sta seguendo. Prego, Posso? prego. Si chiama Nino Torella. Sì. Ciao Nina, ci sta ascoltando? Nino. Lino, ci sta ascoltando Lino? Sì. Ciao Lino. Allora, Che mi segue. va bene. Allora, mi dici gentilmente quanti anni hai, che segno sei? Allora, sono Toro e ho 48 anni. Quindi vuoi sapere questa causa come andrà? Sì, si andrà bene, se Perfetto. si farà. Va bene. Grazie. Prego.
Allora, prezzo consulto in privato. Il consulto in privato il costo è di 30 euro. Io sono libero e trasparente, non nascondo niente a nessuno. Sono libero. No, io la maschera una volta, ma ci vuole pure la mascherina, da mo'. Come ho fatto io, non ho mai portato sinceramente. È meglio che mi sto zitto. Allora, fermami quando vuoi. Ferma. Ok. Ascolta, ci sarà il sollievo per te, ma sta situazione è un po' ingarbugliata. Capito? Sì, è vero, è vero. Perché è ingarbugliata? Tiene delle persone contro proprio che ti vogliono sacchi bene. A voglia proprio. Ma tu falli schiattare come schiattano i pumarò. Brava. Perché non c'ho schiattare. Ma Auguroni allora. Allora questo fatto qua della causa, diciamo, andrà allora, di come poteva andare e di come andrà rimani contento. Ah, ok, va bene, molto gentile, la ringrazio. Prego, arrivederci. Arrivederci. Allora, io vi stavo raccontando la storia delle streghe di Benevento. L'albero di noci che le streghe andavano a fare i rituali intorno a quest'albero stava nei pressi del fiume Sabato a Benevento. Per volere di un certo cardinale Barbato all'epoca fu costruito al posto dell'albero una chiesa che è ancora esistente, una piccola chiesetta, che poi l'hanno scomunicata, è stata scomunicata questa chiesa. E quindi lì c'è ancora questa chiesetta che sono andato a vederla e non dimentichiamo che poi c'era la regina Isida, la regina dell'amore, hanno trovato addirittura il tempio dell'amore a Benevento. Quindi voglio dire, mi acculturo su quel che è esistito anni addietro e se posso mi approprio di rituali che servono per il mio lavoro. Ecco dove inizia la mia bravura. Il numero per parlare in diretta è quello che esce ogni tanto nei commenti. Il nostro moderatore Ciccio ogni tanto lo fa uscire. Allora, vediamo un po'. Allora, il numero è 345 630 81 72. Eccolo qua che accompagna. Eccolo qua, questo è il numero per parlare in diretta. E vi ho raccontato un po' la storia delle streghe di Benevento. Un buon operatore esoterico si accultura su delle cose e studia su quel che è il suo cammino. Perché ricordatevi, la magia esiste. Da che mondo è mondo esiste la magia. La magia è un cammino occulto, ciò vuol dire che esiste ma non si vede. È come la religione. Esiste ma non si vede, Dio lo si sente. E quindi la magia è la stessissima cosa. Quella è un'altra cosa. Quello che hai scritto tu, che poi è stato cancellato subito, è fanaticismo.
Essere fanatici è un'altra cosa, perché tu fanatico credi solo a Dio, non credi nel diavolo, quindi credi solo a Dio per non peccare perché te l'hanno messo nella capoccia. È chiaro? Quindi il vero cattolico crede in Dio e crede nel diavolo. Il Dio del bene e il Dio del male. Pronto? Abbassi il volume per piacere. È caduta. Pronto? Pronto? Boh, boh. Sì, io sciolgo anche i sogni, come no? Do spiegazione per quanti riguarda i sogni. Sì, deve abbassare il volume del telefonino, grazie. Pronto? Pronto, mi dica. Vorrei sapere se mio marito mi tradisce. Quanti anni ha lei, signora? 51. Suo marito? Sì, 51. Mio marito c'è 60. Allora, 60. segno zodiacale vostro e quello di vostro marito. Gemelli, io. Vostro. Vergine, mio marito. Vediamo, mi fermi quando lo desidera. Sì. Fermo. Ok, andiamo a verificare. Allora, signora, mi stia a sentire. Se lei già chiamata qualche cartaro e gli hanno detto che suo marito la tradisce per poterle, attenzione, per poterle fregare qualcosa di soldi, hanno sbagliato a dirvi questo perché suo marito, io non vedo alcun tradimento. E mi creda, le sto a dire la verità perché lei ha chiamato ad altri cartomanti e gli hanno detto che suo marito c'ha un'altra donna, bla 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 bla, eh? È vero, sto a dire bugie, signore. Allora io sono scemo. Signor, mangiatevi i soldi, suo marito non c'ha nessuna donna. Va bene. Auguri. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Chiamate i ladri, fatevi rubare, non vi preoccupate. Allora, Tatiana dice, maestro, una domanda, lui crede nelle vite passate, perché io credo che sono stata... Allora, un attimo in linea, un attimo, perché io credo che sono stato una strega e un'altra vita mia... Allora, nella vita c'è bene e il male quando il mondo è mondo. È chiaro, Tatiana. Allora, io credo nel passato, come no? Anzi, io sono l'unico a fare delle sedute dove porto la persona indietro col tempo e la porto a vedere chi era anche 500-600 anni fa. Quindi io credo nel passato e credo nell'aldilà, ok? Sono uno che ci credo fermamente. Pronto, mi dica? Pronto, buonasera. Buonasera. Salve, io volevo sapere qualcosa sul lavoro, se a breve avrò qualche risposta lavorativa. Sì. Mi dici quanti anni c'hai e che segno sei? Io sono del Cancro, sono nata l'8 luglio del 92. Sì.
Ho quasi 30 anni. Vediamo se trovi lavoro. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ferma. Ok. Sì. Per consulti approfonditi nel privato il costo è solo 30 euro. Quando io dico consulti in privato riservati e approfonditi, mi riferisco che mi vado a dedicare a voi mezz'ora a telefono e vi dico vita e miracolo. Se c'è qualcosa di male ve lo dico, se c'è qualcosa di bello ve lo dico. Se tutto questo non vi piace, allora consultate a tutti quelli che ci stanno su TikTok e fatevi fregare come volete voi. Ok? A me poco me ne fotte, detto volgarmente. Allora, lavoro, vediamo. Vedo un progetto lavorativo in arrivo per il mese di luglio. Per il mese di luglio. Sì, vedo un progetto lavorativo. Ho capito. Auguroni. Grazie mille. Arrivederci. Buon lavoro. Grazie, grazie. Guarda che bello, perché anche io credo tantissimo e mi piacerebbe sapere chi era e tutto il resto. E lo so, per sapere questo Tatiana mi deve venire a trovare da vicino. Un attimo in linea, grazie. Per sapere ciò mi devi venire a trovare da vicino e devi, almeno per 24 ore, non bisogna prendere caffè, non bisogna fumare, non assumere medicinali e né stupefacenti per 24 ore. E poi si può fare la seduta. Ok? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Posso fargli una domanda? Sicuramente. Volevo sapere per un ritorno, perché lui mi aveva bloccato, adesso mi ha sbloccata e non so cosa vuole. Vediamo, mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Io sono Ariete, ho 55 anni e lui è Gemelli, ne ha 57. Lui è sposato? No, lui è divorziato. Ah, è divorziato, perfetto. Vediamo, fermami quando vuoi. Stop. Ok. Eh sì, è meglio ancora, Tatiana, capito? Meglio ancora. Quando vuoi mi fisso un appuntamento e ci organizziamo tranquillamente. È un qualcosa di bello, veramente. Allora, cosa vuole quest'uomo? Vediamo un po'. La sta pensando, lei sta nei pensieri di quest'uomo, ma niente di che. Ma lui vuole ritornare? Ma solo per spassarsela un po', signora. Ecco. Le dico la verità, se lei pensa che quest'uomo l'ha sbloccato perché ci tiene a fare una cosa seria, vi dico di no. Presto la contatterà pure per vederla da vicino, il resto lo immagina lei. Allora meglio lasciare andare, perché siamo stati molto innamorati nel passato, ma adesso... Signora, se lei è consapevole dal fatto che non c'è futuro tra lei e questa persona e c'è solamente interesse diletto, se lei si vuole divertire ancora un po', lo faccia, però che sia consapevole. Ho capito. Va bene? Va bene, la ringrazio. Arrivederci, signora. Arrivederci.
Sì, come no, Tatiana. Ripeto, io sono una fonte di informazione del mondo esoterico. Pronto? Pronto? Sì, bassi un po' il volume del telefonino. Sì, buongiorno. Salve, Buongiorno, mi dica. sono Vincenzo. Gentilmente vorrei sapere una cosa, se è possibile. Sì, Io sto in cerca di un appartamento il più presto possibile. sì. Vuol sapere se riesce a trovarlo? Sì, grazie, gentilissimo. Mi dice quanti anni c'ha? Che segno è? Sono bilancia a 66 anni. Perfetto. Mi fermi quando vuole, dice Cleo, basta. Signor Cleo, basta. Perfetto, andiamo a verificare. Allora, amici, lunedì, perché domani non ci sto in live perché mi dedico alla famiglia e la domenica, ma lunedì pomeriggio ci sarà una mia live di liberazione di negatività del tutto gratis, quindi seguitemi perché lunedì ci sarà questa seduta in live per liberarvi da forte negatività. Allora, signor, lei troverà la casa, l'appartamento ed è molto vicino a Uguroni. Signor Cleo, posso chiedere un'altra cosa, gentilmente? Mi dica. Io sto facendo due cause per quanto riguarda che ho avuto del malore e poi mi sono, diciamo, ho fatto dell'aggravamento e gli avvocati mi stanno dicendo che ci sono una marea di, diciamo, un pochettino di denaro in arrivo. Sì. Grazie, lei è sempre gentile. Vediamo se è vero. Sì, lei è la bocca della verità. Per carità, sono le carte a parlare. Allora, mi fermi nel momento opportuno. Sì. Grazie, va bene così. Va bene. Allora, lunedì alle 15:30, amici, le mie live iniziano alle 15:30 più o meno. Quindi ci sarà una seduta importante per liberarvi da malocchi e negatività, del tutto gratis. Non voglio niente. Sì, la carta del denaro mi esce, sta qua, vede? Vabbè, poi magari la va a vedere su YouTube. Unitamente alla felicità. Quindi sono in arrivo qualcosa, però quando non glielo so dire perché in Italia è tutto un fatto burocratico, quindi non so dirle il periodo. Ok? Va bene, la ringrazio infinitamente e buona domenica. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Allora, ripeto, esistono, mettiamo il telefono fuori posto, va bene, se non posso parlare un po'. Allora, dopo facciamo l'ultima telefonata. Allora, dicevo poc'anzi, rispondendo all'amica Tatiana, sono l'unico in Italia, almeno in Italia, sono modesto, a poter effettuare delle sedute per portare indietro col tempo una persona, anche di 500-600 anni fa. Nel corso della seduta, che è una semi-ipnosi, voi siete coscienti e siete voi a raccontarmi chi eravate 500-600 anni fa, se eravate una donna, se eravate un uomo,
qual è il lavoro che facevate prima, qual era il vostro nome. Il tutto è collegato con l'attuale vita, quindi in un certo modo corrisponde l'attuale vita. Io sono l'unico a poter fare queste sedute e le faccio, attenzione, però per poter fare queste sedute per almeno 24 ore non bisogna né bere alcolici, non prendere medicinali, non fare uso di stupefacenti e non fumare se sei un fumatore. E allora sarai puro, libero da ogni forma di negatività ed energie negative. E a quel punto si può andare avanti con la seduta. Per gli interessati bisogna fissare appuntamenti ed informarci, perché comunque c'è un costo. Non è che sto qui a regalare la mia bravura al primo che capita. Non funziona così. Sono un professionista del settore e quindi sto qui a disposizione per chi me lo chieda. Allora, linee libere, telefono a posto, prendiamo no, ancora 2 telefonate, forza 2 telefonate. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sì, sono Carmela. Dimmi Carmela. Volevo sapere per quanto riguarda il rapporto che ho con il mio compagno, se riesco a prendere casa insieme a lui, essendo che ho 3 figli, riesco pure, diciamo, il matrimonio se lo vedete. Non ho capito una cenci le parole, Carmela. Ho detto, volevo sapere se mi compravo casa insieme al mio compagno e se vedevate il matrimonio con lui. Mo ho capito tutte cose. Ok. Carmela, ma dici quanti anni tieni, che segno sei? Ok, ho 36 anni, sono di pesci, lui ha 39 e cancro. Allora, fermami quando vuoi. Sì. Stop. Perfetto. Sì. Allora, sì, riuscirai ad avere un rapporto futuristico con lui, riuscirai anche a, diciamo, acquistare casa nel futuro, ma attenzione perché quest'uomo sì, ti vuole bene, ti ama, per carità, ma si fa troppo portare a mala strada dalla mala compagnia, cioè amici. Capito? Sì. Quindi tieni occhi ben aperti. Ok. Auguroni, prepara la mazza. Grazie, un bacione, un abbraccio. Ciao. Grazie. Ultima telefonata, vediamo chi sarà la fortunata o il fortunato. Domani non ci sto, ci sono da lunedì al sabato, perché oggi doveva essere la mia ultima live, ma siccome la notte porta consigli, ho detto no, io non devo scomparire dai TikTok perché io devo essere un ostacolo per tanti cartari. Pronto? 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 Ci siamo, pronto? Mi sente? Sì che la sento. Mi risponde, se no come faccio a sentirla? Vabbè, arrivederci e grazie. Se ha giocato la telefonata, signora, mi dispiace. Stop. Ecco qua. Mettiamo il telefono fuori posto se non possiamo parlare. Che è successo? Non mi hanno dato il tempo. Pronto? Allora, telefono fuori posto. Allora, miei cari amici, vediamo di parlare un po'.
da questo momento in poi, nel momento che non mi vedrete più in live, io sarò nel privato a parlare con tutti voi che lo desiderate. In privato il consulto vi costa solo 30 euro, perché io vi metto là una mezz'oretta e mi metto a parlare con voi del più e del meno. No, non vado via da TikTok. No, Ciccio, mi sono convinto, resterò perché non voglio dare spazio e poi non voglio far maltrattare le persone dagli altri, perché qua ce n'è di cotte e di crude. Quindi in privato potete contattarmi. Come fare? Bisogna scrivere su WhatsApp: Cleo, voglio consulto in privato, e io vi invio il mio postapay per fare la ricarica di 30 euro. Poi mi chiamate e vi faccio il consulto. Questo è per le persone che hanno dei seri problemi da risolvere e hanno fiducia in me e vogliono parlarne con me. Tranquillo e beato. Se c'è da potervi aiutare, io vi aiuto. Se non si può fare niente, non vi dico non si può fare niente. Allora, maestro, perché sognare terremoto mi porta problemi economici? Allora, sognare il terremoto si sta a indicare che non sei a posto con la coscienza. Hai commesso qualcosa di grave, meno grave, qualcosa che sei pentito, diciamo, pentito, ed questo vuol dire il sogno. Sognare il terremoto vuol dire quello che ti ho detto io, vuol dire non essere a posto con la coscienza, ok? Per far sì di tornare alla normalità, io ti consiglio di fare un'opera buona, ok? Se conosci qualche famiglia che ha problemi economici, ha problemi che non può fare la spesa, fagli una bella spesa, portagliela, è un'opera buona ed non farebbe più brutti sogni, va bene? Tutto qua, ti ho dato questa la spiegazione. Allora ragazzi, io vi saluto, andiamo a uscire da... Ciao Tatiana, ciao Luca, ciao a tutti, Lotris, ciao ragazzi, vi saluto a tutti, vi voglio un sacco di bene, anche a voi di YouTube che mi seguite, mi sopportate ogni giorno, e non vi dimenticate mai i vostri nemici, fateli schiattare come schiattano i pomodori. Ciao a tutti da YouTube, usciamo fuori. Ciao Tatiana.